Trieste's Orion Valves has entered the Guinness World of Records with the largest wedge gate valve ever built, a 14-meter, 120-ton unit that will be installed in the Amiral Petrochemical Complex in Jubail, Saudi Arabia. Grazie a tutti! Intanto devo ringraziare Luca Farina perché sta portando avanti questa realtà produttiva con valenza internazionale da Trieste, ma anche capacità di innovazione. Serve al mercato internazionale, anche questa valvola che è certificata come più grande del mondo serve proprio per il mercato internazionale e quindi è un simbolo ovviamente, ma della capacità di innovazione, di produzione che Orion ha e che il nostro territorio può garantire. È una valvola da record, in un momento da record perché compiamo 75 anni quest'anno. Ci siamo voluti fare questo regalo per tutta la Orion, per tutti quelli che lavorano in Orion, per tutti quelli che hanno lavorato in Orion. Diciamo che è una sorpresa anche per noi, perché quando abbiamo richiesto alla Guinness World Record se la nostra valvola era la più grande al mondo, non eravamo certi. Per cui poi è stata una bella avventura, però è un grande momento per celebrare Orion, ma per celebrare anche l'industria di Trieste, l'industria del Friuli Venezia Giulia, e per dire che si può ancora fare industria, nonostante quello che dicono in tanti. Qua c'è un'industria di qualità, di precisione, e quindi possiamo ancora fare tante belle cose. Well, actually, the official measurement has already been conducted, so I can confirm it's a Guinness World Records title already. We measure the diameter, and it's 114 inches, so that's already been conducted by an independent surveyor. We have to have details of the manufacturing process, of course, and all of the materials that go into it, and those details include video. The functionality needs to be demonstrated to a degree. Obviously, this hasn't been installed yet, it's going to be installed next year. So we've had the functionality demonstrated enough for our satisfaction. We have to have independent witnesses as well that oversee the whole process. In this case, they have to be qualified surveyors and have to have proof of that, their qualifications or their jobs. It also has to be built to API 600 and ASME 8.